David Ballestero, gara nervosa, fisica, pochi falli fischiati ma tanti commessi, sapevamo che sarebbe stata così. In cronaca io ho detto che il pareggio non accontenta mai nessuno, no? Perché tutti hanno avuto la possibilità di vincere ma anche di perdere. Che mi è piaciuto particolarmente è stata la reazione dopo aver subito il 3-2, quella mi è piaciuta veramente tanto da parte della squadra, segno di maturità e di crescita. Sì, penso che questo che hai detto è veramente quello che stiamo diventando, un po' più maturi. Questa partita non era per niente facile di giocare. Loro, quando hanno dato un gol sopra, hanno aperto il campo e hanno giocato a vedere se noi cadevamo un po' nella trappola di andare oltre a cercare la palla e quindi lasciare un po' di buchi dietro. Questa è la sensazione che ci ha dato noi. Noi abbiamo reagito bene, penso, sereni, non siamo diventati matti a cercare la palla, a cercare la partita troppo andando oltre, perché già ci aveva successo col Breganze di andare a pensare che possiamo pressare e poi ci mettevano anche i gol. Sì, il 3-2 per loro è stato un gol brutto perché è stato un sbaglio tra di noi e non ci abbiamo capito sì, l'importante è come abbiamo fatto dopo, no? Tranquilli, noi abbiamo giocato al nostro, abbiamo creduto alle nostre giocate e poi la palla è andata dentro, che è quello più importante, non abbiamo smesso. Penso che si è visto questo secondo girone e al ritorno che la squadra sta tirando un po' di più, che proviamo ancora di più ad andare in porta, un po' più cattivi, che è quello che ci chiedevamo a noi e ci chiedevano anche gli allenatori. Sì, no, senza ombra di dubbio, insomma, la doppietta di Duhalde è importante anche per lui, poi ne parleremo con lui, ma il tuo gol, ma insomma l'atteggiamento è stato veramente eccezionale, perché poi se analizziamo nel profondo la gara, loro hanno trovato un gol veramente bello con Cardoso e poi insomma un contropiede pressoché perfetto, ma questo nell'hockey succedono, sì. E l'ultimo è più che un infortunio, proprio una sciagura quello che è successo, perciò insomma io sono soddisfatto di come si è comportata la squadra e mi auguro che lo stesso sia nel vostro spogliatoio stasera. Certo, no, siamo soddisfatti, siamo contenti, siamo positivi che per ora si segue a sommare dei punti e questo è molto importante nel punto che siamo ora. Per arrivare anche con fiducia alla bella partita che ci aspetta contro il Viareggio, che abbiamo molta voglia di giocarla, ma arriviamo con fiducia, abbiamo fatto 2 belle partite per ora, anche quella del Sarzano è stata bella di giocare, ma non abbiamo preso i punti per ora. Dal secondo girone penso che la squadra ha fatto un passo in avanti, dobbiamo seguire a cercare dei punti perché ogni punto questo girone del ritorno sarà importante e più qua in casa e con le squadre che per ora abbiamo sotto, quindi quelle più dirette, quindi siamo contenti. Bene David, alla prossima. Grazie mille. Grazie. Oh, grande